6 anni di indagini partite dalla denuncia di due trevigiani, vittime nell'aprile del 2013 di un'aggressione, Maria Giovanna Saltolini e Stefano Venturina, all'epoca presidente e direttore generale della GS Scaffalature di Galliera Veneta. Prese il via da lì l'inchiesta sull''ndrangheta calabrese, che ha portato in queste ore al maxi blitz di Guardia di Finanza e Carabinieri, con 33 arresti e sequestri di beni per 20 milioni di euro. Pochi giorni dopo il pestaggio, quelli individuati come i soggetti fomentatori di una condotta mafiosa organizzarono una conferenza stampa per difendersi dalle accuse. Nessun metodo da criminalità organizzata, dissero, per impossessarsi dell'azienda. C'è stata una semplice lite tra i soci, poi terminata in pochi minuti. Michele Bolognino, il fratello Sergio, la figlia Noemi sono oggi considerati i vertici della cosca che si muoveva nel territorio con estorsioni, intimidazioni, minacce, addirittura pestaggi e sequestri. Avvicinavano imprenditori in difficoltà con la promessa di un aiuto, piccoli passaggi, cessioni di quote, la malavita che si introduce piano piano in un tessuto reso fragile dalla crisi economica, fino a mostrare il suo vero volto. Cessioni che avvengono su minaccia, con frasi come «dal notaio ti ci porto» o «coricato o in piedi». Parole e fatti, minacce, schiaffi, fino a far cedere la controparte. Poi l'aggressione del 2 aprile 2013, quando alla GS Scaffalature intervengono i carabinieri per una lite. «Uccido te e stermino tutta la tua famiglia», racconta di essersi sentito dire Venturin da Bolognino. Il caso arriva in Parlamento, lo spettro delle infiltrazioni spinge i Bolognino a cercare di sfilarsi, parlando addirittura di discriminazioni e di episodio che mina il futuro dell'azienda. La fabbrica in questo momento, secondo me, siamo arrivati ad un punto dove anche se c'era la possibilità prima di poter fare adesso qualcosa, adesso sarà sicuramente peggio, perché le banche o chi credeva o i clienti stessi che qua hanno le commesse sicuramente si tireranno indietro. Ma la lista delle intimidazioni e delle estorsioni è lunga, dal titolare di un autonoleggio padovano minacciato di venir squagliato nell'acido, all'artigiano trevigiano che doveva fornire loro i mobili per la casa di Tezze sul Brenta, all'imprenditrice padovana sequestrata per 2 ore in azienda per costringerla a cedere il 50% delle quote, così come è vasta l'attività di riciclaggio del denaro dell''ndrangheta attraverso le aziende del posto, le frodi al fisco che hanno portato ai sequestri milionari.